Bene, siamo al terzo appuntamento con Alberta Belussi. Ciao Alberta, Ciao Bruno. benvenuta. Grazie mille. Ti vedo solare oggi. Sempre, no? Oggi. Sì, oggi più del solito, insomma, ecco. Io leggo nella prefazione del tuo libro, quello che stiamo presentando in 4 puntate e che vi invito a leggere perché è importante immedesimarsi in quello che l'Alberta vuole farvi capire. Lei dice: i veneti nel mondo hanno portato i valori e la tenacia ottenendo grandi risultati riconosciuti da tutti. E oggi vogliamo parlare della bandiera che rappresenta il Veneto. Certo. Vuoi accennare qualche spunto? Sì, guarda, intanto la bandiera è veneta, è il gonfalone di San Marco, no? Ed è quella bandiera che un po' ci riconosce in tutto il mondo perché è particolare. Però a me piace prima di tutto raccontare la grandezza di Venezia, perché se noi in realtà siamo quello che siamo adesso, lo dobbiamo anche a tutto quello che la Repubblica Veneta è stata. Prova a pensare una città piccola come Venezia che è riuscita ad avere i commerci con l'Oriente, a conquistare tutto l'Adriatico e anche verso il Mediterraneo. Quindi Venezia davvero è stata tanto, e se noi siamo tanto forse lo dobbiamo anche a Venezia, perché le testimonianze della Repubblica Veneta le abbiamo nel nostro territorio con le ville venete, abbiamo tantissimi pittori, Tintoretto, Canaletto, Tiziano, che hanno portato il Veneto in tutto il mondo, ma il Cansiglio, il bosco del Cansiglio era il bosco dei veneziani, perché gli zatterieri portavano la legna per costruire Venezia, per cui tutto il Veneto era una sorta di industria, tra virgolette, con la regia della Repubblica Veneta, per cui anche questa, come dicevi tu, i veneti hanno dato tanto al mondo, probabilmente è anche dovuto a questo DNA che noi ci portiamo, perché se tu pensi Venezia, qui vediamo la bandiera che ci riconosce in tutto il mondo, però la bandiera, Bruno, è una bandiera che ha 15 secoli di storia, e la prima bandiera è quella azzurra. Vediamo se la regia la fa vedere. La prima bandiera veneta nasce azzurra, ma ben presto verrà cambiata, perché si dice per 2 motivi. All'azzurro si sceglie il rosso. Si sceglie il rosso perché azzurra, siccome veniva messa nelle navi, si perdeva in mare, non la si riconosceva. Perché Venezia ha conquistato tutto l'Adriatico, tutte le città della Istria, della Croazia, fino ad arrivare quasi in Turchia, e quindi il rosso è anche legato alla battaglia, no? Questo è il gonfalone di San Marco, e la caratteristica è sicuramente il leone di San Marco, il leone alato, che è il leone dell'Evangelista, no? E nel libro c'è scritto Pax Tibi Marce, Evangelista Meus, pace a te Marco, Evangelista mio. E la caratteristica che molti parlano della bandiera, molti dicono il leone, il gonfalone, però tanti non sanno che ogni singolo elemento di questa bandiera ha un suo significato. La bandiera originaria, il gonfalone, ha le 6 frange laterali, sono delle frange morbide, e erano fatte appositamente così perché, essendo issata spesso nelle navi, doveva essere una bandiera che era leggera e non insaccava l'aria, era più facile, per cui nelle frange l'aria passava attraverso, sventolava senza insaccarsi. Ma le 6 frange hanno un significato, rappresentano i sestrieri di Venezia. Come vediamo nell'immagine successiva, i sestrieri di Venezia sono Canareggio, Santa Croce, San Polo, San Marco, Castello e Dorsoduro, per cui ogni frangia rappresenta un sestriere di Venezia, per cui all'origine nel gonfalone di San Marco era rappresentata Venezia, e proprio a pensare questa piccola cittadina fatta così era riuscita se noi mandiamo la cartina, era riuscita a dominare tutta la parte che noi vediamo, la parte rossa,
quindi tutta la Croazia, l'Albania, la Grecia, l'isola di Cipro, proprio quella della regina Cornaro che tu parlavi prima, no? Quell'isoletta lì piccola è l'isoletta di Cipro. Quindi quella piccola città era riuscita ad arrivare in tutte queste parti che noi, prova a pensare alla grandezza che poteva avere. La curiosità del gonfalone di San Marco è che non esisteva un regolamento, era l'uso che se ne faceva del gonfalone che ne determinava il suo uso. Noi dobbiamo pensare che la Marina Militare e mercantile della Serenissima è durata dal 697 fino al 1797, quindi 1100 anni. Per 1100 anni questo gonfalone è stato issato in tutte le città che noi abbiamo visto prima nella cartina. Abbiamo detto che non esisteva un regolamento, era l'uso che se ne faceva di questa bandiera. Quando Venezia era in guerra con un'altra cittadina, veniva issato il leone con la spada, che adesso, come vedi, il libro è stato chiuso perché nel libro c'è scritto pace a te Marco, evangelista meo. Per cui nel momento in cui noi non stiamo parlando di pace, il libro deve essere chiuso e il leone con la spada sta a rappresentare che Venezia in questo momento era in guerra, ma non era solo Venezia che doveva issare questa bandiera, la doveva issare Venezia e la doveva issare la città con la quale Venezia aveva lo scontro. C'è anche il leone in mueca, che è il leone quello tondo, ma la cosa bella è che comunque tutte le bandiere, tutti i gonfaloni di San Marco partivano da Venezia, cioè venivano fatti a Venezia, e il doge obbligava tutte le città che lui aveva, che erano sotto la dominazione veneta, ad avere sempre la bandiera issata, che veniva mandata da Venezia insieme come si dice, allo stendardo, e dovevano essere sempre in perfette condizioni, non potevano essere sbrandellate così. E quindi Venezia aveva in tutto il Mediterraneo, in tutto l'Adriatico, scusami, aveva issata questa bandiera. Quindi il gonfalone di San Marco, che ora nella bandiera della regione attuale riprende il gonfalone, però non ha le sei frange, ma ha le 7 frange, no, quella colorata con il Regione Veneto. Esatto, vedi, questo è il gonfalone della Regione Veneto, sono 7 le frange, però mentre prima erano i sestrieri di Venezia, ora sono le 7 province del Veneto. Però, come vedi, tutto ha una spiegazione, quindi in realtà il gonfalone ha la storia di 1100 anni di Repubblica Veneta. Allora vedi quant'è bello sentire raccontare la rappresentatività di una bandiera, di un territorio attraverso la cultura, l'arte. Questo è veramente fantastico. Noi siamo abituati a sentire i racconti di territori per le guerre che vengono fatte tra popolazioni, invece qui si racconta molto probabilmente anche qui ci sono stati momenti drammatici nell'espansione del... Sì, però prova a pensare a Venezia, per esempio, in questo momento un po' anche difficile di tolleranza. Venezia già 1000 anni fa aveva i Mori che erano integrati, ha il primo ghetto ebraico. Venezia è uno dei ghetti ebraici più famosi al mondo, ancora di riferimento per tutta la comunità ebraica. Venezia ha un'isola regalata agli armeni per il loro culto, ha delle chiese ortodosse, per cui già più di un secolo fa era esempio di massima tolleranza. E di massima integrazione, certamente. Noi siamo dipinti come un popolo invece dei forconi se andassimo a raccontare più spesso quella che è, forse sai, Bruno, che è la a vera volte è storia. anche colpa nostra che non conosciamo la nostra storia. È vero, è vero, è vero. Ed è per quello che io ho cercato di coinvolgere te per aiutarci a capire, a comprendere meglio quelle che sono le nostre origini, quella che è la nostra storia e far innamorare le persone che ci stanno ascoltando di questo libro. Qui siamo alla chiusura della
Ti leggo terza. una poesia. Ecco, sì. Perché ho scritto un altro libro. No, ma a proposito, sì. Ho scritto un libro di poesie che è Nel cuore e nell'anima. Nel cuore e nell'anima. Nel quale ci sono anche delle poesie dedicate ai territori. Venezia. Quel profumo del mare, portavoce dei immani splendori, si impadronisce delle narici, ti inebria, ti avvolge. Tra calli e campielli, piccoli squarci di sole colorano i palazzi, protagonisti della storia. Cullata dalle onde, una piccola gondola si inoltra in un canale. Da quel ponte si sentono le note di un cantore solitario, il profumo di un caffè, il frastuono della gente, le urla di un venditore. Ma a te giunge solo la melodia delle onde e quel profumo di eternità che ti ha inebriato per sempre. Bellissima. Bellissima, avevo pensato di leggerne una anch'io, ma dopo che hai letto te è meglio che io faccia una brutta figura. Però ti dirò che a me piace la poesia. Piace la poesia e mi piacerebbe, guarda, vedo l'ultima. Questa qui È dedicata a Riccardo. Molto, posso accennarla, certo. Se non altro. Per anni nei miei sogni ho inseguito amore. Cercavo impazzita l'essenza, volevo a tutti i costi provarla sulla mia pelle, poi per incanto è arrivato tra le mie braccia l'essenza pura, che è Riccardo. Lo finisco qui, perché altrimenti la storpio, perché è bellissima questa poesia. Io le ho lette, le poesie, ci sono delle poesie che sono veramente avvincenti e è per quello che continuo a invitare i nostri ascoltatori a leggere questo libro. Grazie. E la terza puntata in compagnia di Alberta Belussi finisce qui. Invito di nuovo i nostri ascoltatori a seguirci nella quarta e forse l'ultima, non diciamo mai che sia l'ultima. Guarda, puntata. Io da raccontarti storie ne ho tantissime, anche allora, oltre il mio libro. Chissà che sia un nuovo filone che possiamo raccontare, che possa usare, fra virgolette, la tua sapienza, la tua cultura per raccontare meglio il mondo. Grazie. Ciao, arrivederci. Grazie.